Il nuovo gigante dell'energia a nord-est diventa realtà. I consigli di amministrazione della società emiliano-romagnola Hera e di Ascopiave hanno approvato il 30 luglio scorso un accordo per dare vita, attraverso la joint venture Est Energy, a una partnership commerciale nel settore energia e gas, con oltre 1 milione di clienti. Saremo presenti nel ramo distribuzione con importanti acquisizioni su Padova, su Udine e su Pordenone, ma rimarremo comunque con un 48% di una grande realtà che verrà formata, che si chiamerà Est Energy, il 48% che si dedicherà ancora alla parte di commercializzazione. Tramite tale operazione il gruppo Ascopiave gestirà direttamente circa 775.000 utenti e oltre 12.000 chilometri di rete. Un accordo siglato con l'avallo dei sindacati. Tutti i posti di lavoro continueranno ad essere garantiti. Un cambiamento che gioca a favore dei bilanci delle due società. Ecco, adesso abbiamo raggiunto un importante risultato, cioè abbiamo toccato 1 miliardo di euro, cioè vuol dire che in questi pochissimi mesi, cioè da quando abbiamo varato questa operazione, l'azienda capitalizza almeno 350 milioni di più. Prossimi obiettivi? I prossimi obiettivi sono quelli di comunque continuare nell'operazione di consolidamento del ramo distribuzione, quindi effettuare delle acquisizioni, quindi una crescita inorganica e anche ovviamente organizzarci per tutte le future gare d'ambito che partiranno nel prossimo futuro.